Bene, cambiamo pagina. Come detto in apertura, parliamo di manutenzione dei corsi d'acqua, lo facciamo con Ambi Veneto. Sponde, rive, argini e banchine. Ambi Veneto ha parlato nelle scorse ore dell'evoluzione della gestione della rete idrica minore. Ha proposto un piano urbanistico per cambiare rotta, obiettivo dare attenzione massima ai corsi d'acqua. La manutenzione è il punto fondamentale per conservare e mantenere in efficienza tutta la nostra rete idraulica, che ricordo essere una rete che non ha solo una funzionalità di trasporto dell'acqua o di contenimento, ma anche un valore paesaggistico estremamente importante attorno ai quali corsi d'acqua abbiamo costruito anche le nostre comunità, ed è proprio questo su cui abbiamo voluto ragionare. Oggi è una di quelle occasioni che vogliamo sfruttare per rendere tutti consapevoli che bisogna unire le forze per avere il risultato che le fasce di rispetto siano lasciate libere e che vengano recuperate quelle occupate. Fondamentale osservare quindi le fasce di rispetto, un'area che si stende tra il canale e la campagna e che dà la possibilità di transito ai mezzi di manutenzione e contiene il canale in caso di esondazione, tante le buone pratiche già messe in atto dai consorzi di bonifica veneti. I consorzi del Veneto in Italia sono una eccellenza, un primato, perché su queste tematiche non solo le hanno percepite, ma nel rapporto con i cittadini, nel rapporto con le istituzioni se ne fanno protagonisti nel proporre soluzioni. Non sono mancati inoltre i momenti di riflessione anche sulle nuove direttive europee in merito di derivazioni, definite derivazioni irrigue ma che vanno a vivificare l'intera cerchia urbana. Fondamentale quindi ripensare immediatamente alla gestione della risorsa. Un provvedimento che è calato nella nostra realtà, in particolare veneta, oltre che italiana, ci metteva tutti in grossissime difficoltà. Quindi va ristudiata, va sperimentato quel che l'Europa ci ha detto di sperimentare per poter arrivare con le carte a dire questa normativa in Italia probabilmente non è il caso di applicarla. 300 miliardi di metri cubi d'acqua cadono nel nostro paese e ne riusciamo a trattenere neanche il 10%. Quindi quando ne abbiamo bisogno non ce l'abbiamo a disposizione, adesso dobbiamo investire risorse, ma soprattutto mettere a terra queste risorse costruendo degli invasi, in maniera tale da riuscire a creare quell'irrigazione intelligente che già in altri paesi è stata messa in atto, penso a Israele, che riescono a coltivare anche il deserto. A noi basta poco, però lo dobbiamo assolutamente fare in tempi stretti.